Siamo nel territorio di Lanusei, nella fantastica e selvaggia Ogliastra. A oltre 800 metri di altitudine, in località Seleni, si trova uno dei parchi archeologici più ricchi e più vari di tutta l'isola, all'interno di un bellissimo bosco fitto di querce. Qua gli archeologi hanno portato alla luce diverse tombe dei giganti, un nuraghe e un villaggio annesso. L'area era già nota dalla metà dell'Ottocento, quando giunse qua per la prima volta Alberto Ferrero della Marmora, il quale per primo intuì l'importanza scientifica del sito archeologico. Una delle tombe meglio conservate di tutto il parco presenta un corridoio lungo, pensate, quasi 20 metri, con questi enormi blocchi di granito che probabilmente in origine chiudevano formando una sorta di volta ad ogiva. Si conserva ancora l'architrave d'accesso e il portello dal quale probabilmente gli antichi nuragici passavano per inserire i corpi dei defunti. E qua, nello spazio più ampio, troviamo l'area rituale, quella dove materialmente gli antichi nuragici celebravano i rituali della morte legata ovviamente alla rinascita. Non a caso, proprio a pochi metri dall'esedra, troviamo questo grande blocco squadrato che presenta sulla parte sommitale ben 3 incavi. Ancora gli archeologi dibattono sul significato di questo numero, di queste 3 coppelle, come vengono chiamate nella terminologia tecnica. E forse questo 3 indica la vita, la morte, la rinascita. Certo è che i nostri antenati qua pensavano ad una vita oltre la morte e pensavano anche che probabilmente questa tomba dovesse in qualche modo contenere, accogliere i corpi dei defunti per poi riportarli in vita. Ci sono anche degli scritti di epoca greca e romana che parlano di un particolare rituale che veniva celebrato presso le tombe degli eroi. Ora è chiaro, noi non sappiamo esattamente se le tombe degli eroi descritte dagli antichi autori latini e greci fossero necessariamente le tombe dei giganti, ma è un rituale particolare, un rituale che parla di un sonno terapeutico che doveva durare per 5 giorni, 5 notti. Ci siamo spostati di alcune centinaia di metri per visitare un'altra parte del sito, quella dove è presente una struttura più complessa, il nuraghe, che avvolge e abbraccia una roccia di grandissime dimensioni di granito. Siamo nel punto più alto, da qua è possibile dominare gran parte dell'Ogliastra fino ad arrivare appunto sulla costa. E scendendo da una scalinata, una delle più ripide che possiate trovare nell'ambito dei nuraghi, ci si affaccia poi pian piano in quello che viene definito villaggio. Un ampio complesso di abitazioni, di strutture della forma circolare, fatte appunto sempre con il granito, e qualche volta vede anche l'utilizzo di alcuni conci di basalto che arriva da parecchi chilometri di distanza. Alcune di queste capanne sono in buone condizioni di conservazione, altre sono in attesa ancora di essere scavate dagli archeologi. Ciò che è certo è che quello che attualmente vediamo è solamente la punta dell'iceberg di un sito molto più ampio, molto più vasto, e che attualmente è celato da questa fittissima foresta di querce. E scendendo dalla struttura principale, quindi arrivando nella parte più bassa, ci accingiamo ad entrare in una
ampia struttura di forma vagamente quadrangolare. Ebbene, qua troviamo una particolarità, non solo del sito, ma in generale della civiltà nuragica. Ebbene, non tutti sanno che già nella tarda età nuragica, quindi siamo nell'età del ferro, attorno al X-IX secolo a.C., esistevano degli edifici che possiamo paragonare alle odierne terme. E proprio queste strutture che gli archeologi hanno ribattezzato rotonde, proprio per la loro forma circolare, dove alla base troviamo dei sedili, era presente un bacile di pietra che conteneva dell'acqua, acqua che veniva riscaldata, probabilmente mediante un forno adiacente, con delle pietre arroventate. Immaginate adesso una struttura ovviamente chiusa dove si immagazzinavano i vapori, e qualcuno appunto ha giustamente ribattezzato queste strutture anche come capanne sudatorie.